Francis Chaparro, qui al comune di Udine, nata in Venezuela, arrivata da un anno in Italia, i genitori e tutti i suoi parenti sono rimasti in Venezuela. Oggi ha partecipato a un convegno, il Venezuela che ama il Friuli. È un anno che ti trovi qui in Italia, però i familiari li hai in Venezuela che stanno attraversando un periodo piuttosto forte e terribile. Cosa possiamo dire ai telespettatori? Qual è il messaggio che vuoi dare come giovane, come venezuelana in questa situazione? Prima anzitutto veramente felice di questo incontro di Friuli che ama Venezuela o Venezuela che ama Friuli, così, perché io che sono tutta la mia vita che ho fatto in Venezuela e sono da un anno qua, e ho visto tante della comunità friulana, la più grande che è stato in America Latina è stato in Venezuela. Come diceva prima in questo incontro, sono tanti friulani immigrati in Venezuela che hanno entrato in Venezuela senza niente e loro hanno fatto sua vita e hanno aiutato tanto dopo che hanno immigrato in Venezuela, aiutato tanto a svilupparsi il Friuli. E il mio messaggio è adesso, in questo momento, in questi ultimi giorni Venezuela ha avuto dei peggiori giorni e sono stati veramente momenti difficili. Io ho tutta la mia famiglia, amici, tutto, e il messaggio è per la comunità, per la gente, e un po' perché so che sono dei momenti che vedono solamente la parte politica, economica, e dei negozi vedono Venezuela come un business, non vedono la parte umana, non vedono la parte delle persone che stanno morendo di fame, sono bambini, ogni giorno ho dei video speluznanti in questi ultimi 3 giorni che mi fanno vedere gli amici, le famiglie, persone che muoiono per la strada, bambini che stanno morendo di fame, e non sono uno al giorno, sono 30, 40, 50 bambini che muoiono ogni giorno per mancanza di cibo, per mancanza di medicina. In questo momento che sono tanti, in questo incontro di giovani che sono studenti di giurisprudenza e anche alla popolazione totale, il messaggio è prima che stavo ascoltando tutto questo intervento e ascoltava tutto l'intervento politico, economico e tutte le opinioni, e pensava e diceva veramente prima, quando noi facciamo le elezioni, non lasciarsi andare solamente per una persona che fa carisma. È una responsabilità. Adesso la generazione che viene avanti, la gioventù, deve vedere veramente bene quando elegge le persone che le comandano, perché può diventare una catastrofe quando si fanno delle scelte sbagliate. E purtroppo noi abbiamo avuto la scelta, il popolo, la maggioranza in quel momento si è lasciato andare per una persona carismatica, un leader, e adesso tutti pagano le conseguenze. Sono momenti veramente difficili e il messaggio è non solo per tutti i paesi europei, anche d'America Latina, di trovare una soluzione, perché adesso oggi il Venezuela, so che si parla, queste cose è capitato tante volte in altri paesi, però non si deve vedere solamente la parte materiale, c'è degli umani lì in quel paese, sono persone, sono bambini, e non solamente deve venire, come ho visto in questi ultimi giorni, solo la parte di che Venezuela, questo non intervengono, questo sì, perché c'è il petrolio, perché vogliamo questo, e la gente, ho visto che adesso la vita da noi non vale niente. Ho visto i video ieri proprio che mi ha girato un'amica, dove al bordo del Brasile, è un stato dove abita solo indigena, gente che vivono nella natura, non sanno neanche, parlano il suo dialetto, gente buona, gente tranquilla. E ieri ho visto solo un video che mi ha girato mia amica che abita lì,
che le militari hanno detto tutti chiusi a casa, nessuno esce, perché era il problema di che dovevano portare le medicine, l'aiuto umanitario. È stato un ragazzo, ho visto il video, che lui attraversava da una porta di una casa all'altra e sparato in testa solo perché è uscito dalla sua casa, e questa cosa è veramente... Uscito per portare le medicine? No, è uscito, era per strada, però questa cosa intollerante, perché arriva il governo e dice nessuno può uscire. Io so che quando c'è un controllo militare, ok, dicono non si può uscire da casa, però se tu esci non è che ti possono disparare in testa così senza vederti, e questo ragazzo non stava facendo niente, solamente attraversava la strada, solo perché non volevano che la gente facesse manifestazione, non faceva niente di parlare di che non stava entrando l'aiuto umanitario, che c'è tanta gente che aveva bisogno.